Buonasera, Cristina Sedda, sono il sindaco di Ovodda, sono il sindaco di questo bellissimo paese che in occasione di Cortes Aperta si apre e fa vedere tutte le sue peculiarità. Un piccolo comune, è un comune molto vivo, dove gli abitanti hanno uno stile di vita sicuramente che ci contraddistingue e ci fa riconoscere come ovoddesi un po' in tutta la Sardegna. È un paese attivo sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista demografico, perché molto probabilmente noi siamo in controtendenza, in quanto le nascite, fortunatamente con le nascite che tutti gli anni riusciamo a mantenere e tutti i servizi e tutte le scuole. E se avete girato il paese avete visto la fantasia degli ovoddesi, la fantasia e l'accoglienza che comunque l'ovoddese ha nei confronti anche delle persone che vengono da fuori. È diciamo, la curiosità è la caratteristica che ci rappresenta meglio, perché noi tendiamo a coinvolgere e non ad escludere. Si arrende anche la luna alla bellezza, il mare la sua splendida corazza, conserva la sua storia nella terra, concede un ballo solo a chi sa amarla. Con il dottor Raffaele Cao si è appena conclusa questa mostra. Abbiamo potuto avere un pubblico abbastanza importante che ha ascoltato con piacere tutto quello che abbiamo ripercorso dal 1700 ai giorni nostri. È proprio così, dottor Cao? Sì, in Sardegna c'è ormai da un po' di anni un interesse sempre crescente per quanto riguarda le origini della propria famiglia. E quindi con questa mostra abbiamo voluto praticamente convogliare tutte le ricerche storiche che riguardano la genealogia e la ricerca sull'onomastica, quindi sullo studio dei cognomi in Sardegna dal Settecento fino ai nostri giorni. Si evince dalla mostra che negli ultimi 20 anni soprattutto abbiamo incrementato questo tipo di ricerche perché l'interesse è sempre maggiore e quindi di conseguenza l'editoria diciamo così sta dando i suoi frutti. Non è facile fare ricerca, è difficile, gli addetti al lavoro sono pochissimi in Sardegna, siamo riusciti praticamente ad agguantarli tutti e portare i loro libri qui in mostra. Stiamo cercando di fare rete praticamente, in maniera tale che ci sia uno scambio fra questi che si occupano di genealogia e di onomastico, uno scambio di idee, di informazioni, di esperienze e anche uno scambio di documenti, che è una cosa fondamentale. Eccoci finalmente qui vicino al caminetto dove stiamo sfornando le cosiddette spianatine, chiamate in ovoddese, signora? Spole. Sasispolas. Sasispolas. E adesso ci spiegherà anche che cosa sono queste sasispolas, quali sono gli ingredienti, quanto ne avete preparate per queste giornate di autunno in Barbagia qui a Ovodda. Sì, ma è curioso, ne vuol sapere di cose. Queste sono le spole di Ovodda che hanno sempre fatto e quindi non è una novità. Di solito le facevano in periodo di feste perché non è il pane quotidiano, diciamo. Il pane quotidiano è sul pane fressa. Quello che devono ancora preparare questo pomeriggio. Gli ingredienti sono gli stessi del sul pane fressa. Molte volte mettevano della semola perché è più adatto per fare sul pane frattao. Altrimenti si mangiano così, però si possono anche cuocere un'altra volta, ricuocere per lasciar. Bene, quanto ne avete preparato in occasione di autunno in Barbagia? Quanto ne preparerete, signora? Questa è per uso quotidiano, per oggi e domani saranno 4-5 kg. E anche le abbiamo cucinate prima perché deve ancora lievitare il pane che faranno fra poco.
Ed è un lavoro che faranno tutte queste signore che si prodigheranno in queste giornate, quindi stiamo parlando della Prolocco e di quale altro gruppo che si è riunito in questa giornata. Innanzitutto ricordiamo il nome di questa signora. Del mio? Il suo? Pierina. Pierina. Vacca. Quindi qui abbiamo tutte le sue colleghe che sono della Prolocco. C'è molto volontariato qui, perché vengono così per il Contribuire a dare una mano. per il paese, per tutti, per gli ovodesi soprattutto. Signora Pierina, qualcuno mi ha detto che fa parte anche di una compagnia teatrale. Sì, una compagnia teatrale in Dimba, ovodese, proprio i testi me li scrivo io. Anzi, questo pomeriggio venga perché alle 3 abbiamo su Ballo e Savarza e quindi è una piccola rappresentazione, un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi compagnia teatrale a livello comico, insomma, oppure presente tradizionale? Sempre comico tradizionale. Non vede che noi siamo una società di comici? Sonore dessa murta in flore, no a pocoro e bentu. Ne cariño suos. Con l'artista Pinuccio Cucui di Ovodda. Grazie della tua disponibilità e soprattutto grazie per averci ospitato, ricevuto all'interno del tuo harem, così si può dire, dove alle nostre spalle e qui siamo circondati dai tuoi praticamente capolavori artistici. Ringrazio a voi prima di tutto che mi state dando l'occasione di presentare questi ultimi miei lavori che ho fatto. Questo è fatto quest'anno. Questo che è alle nostre spalle. Nel 2019, questo l'ho fatto nel 2013, ho voluto rappresentare un po' la siccità che c'è stata quest'anno, che poi ci sta ricompensando con quest'acqua di questi ultimi 20-25 giorni, che non cessa più ormai. Poi la mia arte io ho sempre dipinto e sono stato allievo negli anni '80 di Remo Branca, un grandissimo pittore sardo, l'ho ospitato diversi anni anche a casa, ho sempre dipinto, però io come mestiere facevo le ciminiere di Ottana alla centrale termoelettrica di Ottana per 41 anni. Sono entrato a 18 anni, sono uscito a 59 anni in pensione, 41 anni di contributi fatti tutti, me ne sono andato col massimo, poi mi sono dedicato a tempo pieno proprio alla pittura, insomma.
ospiti qui all'interno della corte numero 21. bene, in compagnia delle signore. Pierina Cau. Stefanina Pisu. Signora Pierina, praticamente cosa ci fate conoscere qui all'interno della vostra dimora? Questo è praticamente il pizzudo, è un prodotto tipico ovodese, DOC, proprio quello, perché non c'è da nessuna parte. Realizzato con... Allora, è una pasta sfoglia fatta con la semola, un po' di strutto, un paio di uova, sale e acqua. La sfoglia. Lei mi diceva che prodotto finito viene aggiunto il sale. Il sale, sì, il sale, anche il sale, certamente. Però il ripieno è fatto con formaggio pecorino e formaggio vaccino. E un po' di patate. In percentuale a chilo ce ne vogliono 100 grammi di patate. 1 chilo di formaggio o 100 grammi di patate. Bene, adesso il procedimento è quello di metterlo, diciamo, a bagno d'olio, insomma. Sì, questo viene fritto e viene mangiato come primo piatto, solo esclusivamente così, senza zucchero, senza niente. Praticamente viene accompagnato con una bella insalata verde, volendo, perché è un primo, non è un dolce. È un piatto unico, diciamo, completo. Unico, sì, completo. È diverso dalle seadas, perché le seadas è un dolce. Questo è proprio un piatto nostro, tipico ovodese. Quindi adesso glielo faccio vedere. Poi è un formaggio a pasta filata, insomma, praticamente questo che viene, il formaggio viene lasciato acidulare un paio di giorni in un luogo caldo, in modo che lui diventi filante, poi il formaggio diventa filante. Ora glielo faccio vedere quando è pronto, così questo è il prodotto finale. Questo qui, guardate, vedete come fila, formaggio filante a pasta filata. Fa il filo. Se si vuole assaggiare, noi lo offriamo volentieri alle persone. Adesso lo assaggiamo volentieri. Grazie, signore. Buonasera, io mi chiamo Marzia Marongiu, la mia azienda è di Cugamarco, è situata presso Sorgono, ma siamo vodesi. I nostri prodotti sono il formaggio stagionato da 2 anni, che si può utilizzare anche come formaggio grattugiato, poi abbiamo il semistagionato che si può anche cucinare oltre che mangiare. Poi vendiamo delle patate rosse e patate bianche, sempre prodotto nel nostro orto, e dei fagioli, sia borlotti che fagioli bianchi. Siamo lieti di avervi qui. Abbiamo anche il formaggio già pronto, grattugiato, e poi vi mostriamo il nostro stand. Ovoda è questo, la semplicità. Vi aspettiamo numerosi. Arrivederci. Se non sto con te. Più forte dell'estate, dell'inverno, ti preferisco in abiti d'autunno. Esidio, penso a te che sposa mia.
sempre primavera. Montagna che regala il mare, l'odore dei suoi mirti in fiore, cuore e vento non ho se non dormo nel suo abbraccio. Buonasera, come si chiama lei? Buonasera. Io c'erano tanti nomi, c'è un nome, nomignoli. Diciamone uno, dai. Una volta mi chiamavano Mercurio, un'altra volta mi chiamavano un sacco di ritrovi. Il mio nome è Secche Luigi, nato a Vodda il 13/9/1933, residente in via Taloro, Vico Terzo. E complimenti. Com'è la vita a Ovodda? Come si sta a Ovodda? Come si sta la vita? A Vodda adesso io sto bene, non di salute tanto, ma come altro, come senso di vivere, come il modo di... Io sto bene e penso che stiano bene tutti, perché io ho conosciuto il tempo. Io quando andavo io a scuola c'era Mussolini, comandava Mussolini, e so come funzionavano le cose. E ci facevano addestramento militare da bambini e da qua ho fatto la quinta elementare, immagini. Lei come giocava quando era piccolo con i suoi amichetti? Si giocava quando ero piccolo così, eravamo sempre, tagliavamo qualche vetro giocando a pietre e facevamo tutte sciocchezze così, poi magari ci picchiavano, poi insomma era... Non c'era niente se non vedo luce, se non sto con te. Oggi rispetto, diciamo, è migliorato sotto certi aspetti. Ma stai scherzando? Oggi io la paragono a un'America che dicono che non manca niente perché è così, perché in quel tempo non c'era proprio niente. Soltanto i soldi che arrivano di questo lago, di questa centrale di pompaggio che hanno fatto. Stai scherzando? È un sacco di cose. E poi questo paese non è manco così addietro perché abbiamo anche altri lavori, abbiamo lì una zona industriale anche in un piccolo paese ben organizzata, abbiamo una fabbrichetta di sughero, abbiamo il granito, cavi di granito, via dicendo. È molto conosciuto per il pane, per il formaggio, il fiore sardo, il granito, le pelli, i cuoio, è molto importante come paese. Io sono convinto che siamo arrivati al massimo di star bene, sono convinto così.